Massima allerta e misure di sicurezza rafforzate. L'attentato al giornale satirico francese Charlie Hebdo fa piombare l'Europa nell'incubo terrorismo, una strage che fa di questo giorno l'11 settembre europeo. Io penso che c'era da aspettarselo. Tutti avevano detto che ci sarebbe stato un attentato, ma è ben peggio di quello che si sarebbe pensato. Attaccare delle persone indifese, attaccare la libertà d'espressione. Si stringono i ranghi, si rafforza l'attenzione ai luoghi sensibili e anche in Veneto sono molti. Stamane alla prefettura di Venezia si è tenuta una riunione tecnica di coordinamento alla presenza dei vertici delle forze dell'ordine, nel corso della quale si è deciso di intensificare i servizi di vigilanza e controllo del territorio. Aumentate al massimo le misure di sicurezza e protezione degli obiettivi e luoghi sensibili, intensificata l'attività info-investigativa come da direttive impartite dal Ministero dell'Interno, controlli a tutto campo anche sugli accessi e passaggi nel nostro paese, sicurezza rafforzata all'aeroporto Marco Polo ma anche alle basi americane nella nostra regione e i luoghi simbolo della cristianità. Stamane a Venezia l'ufficio di rappresentanza del consolato francese era chiuso, mentre i residenti del palazzo dove si trova il consolato sono allarmati, temono ritorsioni, sconvolti i turisti francesi in vacanza a Venezia. È orribile, bisognerebbe fare ora veramente qualcosa perché è sempre più frequente. Ci sono leggi che non sono state adottate. Da noi c'è la libertà e la vogliamo mantenere. Un cartello con disegnato un nastrino listato a lutto compare sulla porta dell'Associazione Culturale Italo-Francese Alliance Française sul ponte di Bareteri. Ha voluto così dare un segnale e infatti organizzeremo anche sabato un incontro di discussione, un dibattito su questo, sulla libertà di stampa, la libertà di parola e sugli avvenimenti. Solidarietà giunge da ogni dove. L'ANCI invita tutte le amministrazioni comunali a esporre sui propri edifici le bandiere a lutto, accorpandole con il vessillo francese a dimostrazione dell'impegno delle comunità a contrastare ogni forma di violenza, intimidazione e intolleranza, perché, come ricordano dall'Associazione Culturale Italo-Francese, è stata colpita una libertà.